Venerdì 4 marzo 2022 vi parlo dalla manifattura digitale del cinema di Prato, dove a fine mese di questo marzo, cioè il 26 e il 27, si terranno 2 giornate dedicate al cinema toscano. Sarà un evento abbastanza eclatante, la prima edizione, verrà premiato un famoso regista toscano e il tema di cui si dibatterà nei 2 giorni sarà una risorsa del cinema toscano, ovvero i caratteristi, che sono una risorsa preziosissima per i registi che girano i film, perché sono un valore aggiunto ovviamente al lavoro dei protagonisti e dei coprotagonisti. Insieme a me c'è il noto attore Francesco Ciampi, che è il referente della manifattura, che vorrei invitasse i telespettatori non solo a queste 2 serate che si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 26 e la sera ci sarà la premiazione proprio in questa sala, il conferimento del prestigioso premio Pontevecchio al regista, il cui nome lo terremo per ora in sospeso. Sarà una sorpresa che daremo qualche giorno prima del conferimento dell'onorificenza, e poi il giorno dopo, la domenica pomeriggio, ci saranno qui sfileranno tutti i più importanti caratteristi del cinema toscano, ovviamente suffragando la loro presenza con dei video che ci ricorderanno i loro sketch rimasti nella memoria collettiva. Per esempio ce l'ha il Gratta e Vinci del grande Giuliano Grande, che è uno dei caratteristi più simpatici e più presenti nel cinema italiano a rappresentare la nostra regione. Allora vorrei che Francesco Ciampi invitasse i telespettatori a queste 2 giornate che avranno ingresso libero, ci ricordasse dov'è la sede della manifattura e soprattutto invitasse i telespettatori, soprattutto gli addetti ai lavori, a venire a visitarla, perché è una vera eccellenza del nostro territorio regionale. Siamo molto felici di ospitare la prima edizione di questa rassegna di giornate del cinema toscano, che poi sono appunto dedicate ai caratteristi. Ruolo molto importante nel cinema, sono loro che danno colore e anima anche appunto al film che stanno interpretando. Sarà anche un'occasione per visitare Manifatture Digitali Cinema di Prato, che vi rammento ci sono vari ingressi, ma lo faremo in questa straordinaria sala che è l'ex Teatro di Santa Caterina, che si trova in via Santa Caterina 11. La nostra ultima ristrutturazione, perciò siamo veramente felici di ospitare questa rassegna, perché sarà un'occasione per poter visitare questi straordinari spazi dove l'ambiente cinema è di casa. Perciò non vi resta altro che il 26 e il 27 di marzo di venire numerosi, perché ne vedremo delle belle. Gaetano Gennai, conosciutissimo attore e regista fiorentino, sarà uno dei direttori artistici, insieme a chi vi parla, di questa manifestazione, quindi ci anticiperà quello che succederà qua, proprio in questa sala, la sera del conferimento del premio a un famosissimo regista toscano, del quale per ora non sveliamo il nome, perché ovviamente più suspense ci sarà e più il pubblico sarà intrigato da questa proposta cinematografica. Ecco, grazie. Allora io ringrazio l'altro organizzatore, poi in realtà quello vero, Fabrizio Borghini, di queste giornate del cinema proprio qui, in questi meravigliosi ambienti che fanno capo alle manifatture digitali del cinema, e ringrazio anche la Toscana Film Commission, la Mediateca, nella persona di Stefano Ippoliti e del suo prestigioso staff. Ma veniamo a noi, cosa succede? Ci sarà il conferimento di un premio a un grandissimo personaggio del cinema italiano, nella fattispecie toscano. Si balla su quei 5-6 nomi, non vi diremo mai chi, no, ve lo diremo più in là, proprio per creare un po' di suspense. Ma non solo, ci sarà anche l'occasione di incontrare dei caratteristi, perché il cinema italiano, poi la commedia italiana del cinema, si basa prevalentemente sui caratteristi. Sono quei personaggi che probabilmente, chi lo sa, non vinceranno mai un Oscar, però contribuiscono in toto, in grande, a quello che è il risultato di un film. Sono poi quelli che rimangono i tormentoni, sono quelli che rimangono le facce buffe, sono quelli che diventano gli amici alla porta accanto. Per cui per non farla tanto lunga, noi vi aspettiamo qui in queste 2 giornate del 26 e del 27 di marzo. Siamo alle porte, quindi sabato e domenica, poi dettagliatamente il programma, gli orari e anche lo svelare l'ospite, la guest star, quello che poi verrà premiato per la sua carriera, possiamo dire ormai di molti anni, attore, regista, grande personaggio. Bene, questo è quanto.
quanto, vi aspettiamo, seguiteci, saprete tutto quanto, orari eccetera, però è un'occasione molto interessante per incontrare dal vivo questi personaggi che noi vediamo, conosciamo benissimo nei film, nella televisione perché li passano, ma poi non abbiamo spesso l'occasione di toccarli con mano e dirgli anche quanto ci sono piaciuti o no, perché magari pure anche no, sto scherzando, assolutamente sì. Vi aspetto e questo è quanto. Viva il cinema!